Tra gli interventi a livello regionale che saranno portati avanti nel programma triennale dei lavori pubblici, in cui è stato dato ampio spazio alle opere di contrasto al dissesto idrogeologico, non è considerato l'intervento per la messa in sicurezza della comunità che vive la confluenza tra Gorzone, Brenta e Bacchiglione in Punta Gorzone, intervento che è stato rimandato di almeno un anno, fa notare la consigliera regionale Erika Baldin. Lo stanziamento viene infatti previsto per il 2027 ed è inoltre drasticamente ridotto, stanzia una quota insufficiente. Per l'area sud del Veneto la consigliera ha quindi presentato un ordine del giorno e un emendamento chiedendo progetti organici. Se il progetto iniziale dell'ex magistrato alle acque contemplava investimenti per 3 milioni di euro, ora la riserva di cassa accantonata vale poco più di un decimo di tale cifra, ovvero 350.000 euro. Una decisione inaccettabile, afferma, soprattutto per le persone residenti che ogni volta subiscono le conseguenze delle grandi calamità meteorologiche. La Baldin invita la Giunta ad attivarsi per progettare un piano organico del rischio di alluvioni nella zona meridionale della laguna, che comprende anche Punta Gorzone, nonché ad individuare fin d'ora i canali di finanziamento per completarne la risistemazione idraulica. L'emendamento chiede che la quota assegnata per l'intervento a Punta Gorzone venga portata almeno ad 1 milione di euro. I rattoppi a spot non sono sufficienti, afferma, ma serve un piano contro gli esiti delle pesanti avversità atmosferiche sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.